in collaborazione con Glam Vision e K-Facli. Schianto tra un furgone e una corriera a Santa Lucia di Ala. Un'auto si cappotta sulla tangenziale di Trento. Mario Tonina. Nel piazzale di Ischia Podetti i rifiuti erano parcheggiati in attesa di uscire dal Trentino. Entro la fine dell'anno la decisione sull'inceneritore. Tragedia della Marmolada, ultima operazione in quota, chiude la fase 2. Dal monitoraggio del ghiacciaio al ripristino in sicurezza, il piano della protezione civile. Dichiarato lo stato di calamità per i territori della Val di Passa colpiti dal maltempo. Stima dei danni in corso. Si lavora in somma urgenza e alla riduzione del rischio. Centro Sociale Bruno e Assemblea contro il Carovita propongono 3 linee d'azione per affrontare l'emergenza casa. Creare un fondo provinciale per la morosità, investire per aumentare il numero delle case popolari e incrementare la tassazione sugli appartamenti sfitti. Sei un lavoratore autonomo o hai una piccola impresa? Scadenze fiscali, novità normative, fatture e versamenti. Sono molte le cose che possono farti girare la testa e perdere tempo. Non rischiare. K-Facli ti dà una mano ed è pronto a risolvere ogni tuo dubbio. Grazie ad operatori esperti e con tariffe contenute avrai una consulenza completa anche nelle fasi iniziali, scadenze fiscali e previdenziali rispettate, uno strumento per la fatturazione elettronica, servizi anche online e a distanza, contabilità sotto controllo ma senza stress? Si può con K-Facli.